Eder, Mac, Pallister. Le prime indagini. Le indagini per la scomparsa di Liliana Resinovic prendono il via il 22 dicembre 2021 con oggetto sequestro di persona, dopo aver seguito fino a quel momento la pista dell'allontanamento volontario. Questo tempo perso aveva fatto sì che gli inquirenti perdessero elementi fondamentali, quali possibili testimonianze e soprattutto le varie telecamere di sorveglianza di Trieste. Non viene iscritto nessuno nel registro degli indagati. Si inizia a cercare Liliana, ma le uniche immagini video disponibili risulteranno essere quelle della scuola di polizia. Ciò grazie alla vicina di casa Gabriella Micheli, che proprio lì aveva lavorato. La stessa chiamerà un collega pregandolo affinché i video non venissero cancellati. Anche su questo aspetto ci sono almeno due veri e propri misteri. Gli orari riportati da queste telecamere, fondamentali per risalire all'esatta ora in cui Liliana è uscita di casa, risulteranno, secondo gli inquirenti, asincroni e ad oggi non è mai stato chiarito secondo quali criteri. Successivamente gli inquirenti indicheranno che gli orari da esse indicati siano da ricalcolare aggiungendo 5 minuti. In base a quale ragione chi indaga abbia stabilito ciò, non solo non è mai stato chiarito, ma è oggi oggetto di ulteriori verifiche. Ad esempio, prendendo come riferimento uno scooter che transita da via Damiano Chiesa e misurando il tempo che esso impiegherebbe per giungere in piazzale Gioberti, sembra emergere che la discrepanza oraria di tali telecamere sarebbe di 4 minuti. Ma il vero mistero consisterà nel fatto che un inquirente incaricato di cercare Liliana proprio tra queste riprese affermerà che della donna non c'è traccia. Eppure Liliana, da ciò che successivamente avremmo appreso, era passata chiaramente a pochi metri dall'impianto di videosorveglianza della scuola di polizia e non era certamente un puntino in lontananza. Tanto che, misteriosamente, quelle stesse immagini verranno riguardate il 29 dicembre e, come per magia, Liliana non solo apparirà, ma sarà persino quasi in primo piano. Sembra che fosse stato fatto visionare a Gabriella Micheli, prima del 22 dicembre, un frame del passaggio di Liliana in via Damiano Chiesa, ripreso dalle telecamere della scuola di polizia, e che lei non avesse riconosciuto Liliana. Sulla base di questa osservazione, un agente di polizia, tratto in inganno, avrebbe poi dichiarato che Liliana non era transitata da quella strada quella mattina. In questa fase di indagine saranno ascoltati in procura parenti e amici, saranno acquisite testimonianze suggestive, quali quelle riportanti 2 liti accadute a poche centinaia di metri dalla rotonda del boschetto. Le ricerche procederanno e la svolta sarà il 5 gennaio 2022. 4.1 La Sicilia chiama Trieste. Alla complessità di questa vicenda si vanno a sommare delle coincidenze alquanto incredibili. Nei giorni in cui scompare Liliana, a Trieste opera come dirigente della Polizia di Stato il dottor Antonio Sfameni, originario di Palermo, operativo anche nelle indagini per la scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazzara del Vallo il 1 settembre 2004. Sfameni era in servizio a Mazzara del Vallo nel 2004 ed era a Trieste a fine 2021. Parteciperà così alle indagini per la scomparsa di Lilli fino al 10 gennaio 2022. Dopo quella data sarà trasferito a Catania. Proprio da Catania, il 14 dicembre alle ore 14:53 e 8 secondi, Sebastiano riceverà una telefonata da commisi Angela Maria, proprietaria delle lavanderie di Viale Mario Rapisardi 187 e di Via Nuova Lucello 156N. Nessuno vuole insinuare che non si tratti di una mera coincidenza, ma va anche detto che, andando sul luogo a fare delle verifiche, la prima lavanderia risultava sempre chiusa e rispondeva a un centralino ubicato a Roma, mentre nella seconda non risultava mai presente l'autrice della telefonata a Visintin. Un'ulteriore coincidenza avviene a poche ore dal ritrovamento di Liliana. Sebastiano Visintin ha sempre sostenuto che, dal momento della scomparsa di Liliana, aveva passato notti insonni, ma inspiegabilmente la mattina del 5 gennaio 2022 affermerà che quella notte finalmente era riuscito a dormire, togliendo la suoneria al telefono. È abbastanza insolito che un marito che freme affinché la moglie possa tornare a casa tolga la suoneria al cellulare, perché, se la moglie decidesse di contattarlo, non troverebbe risposta. Questo comportamento di Sebastiano sembra invece più volto a giustificare qualcosa di diverso. Quella notte, infatti, un numero di Palermo, intestato a un quindicenne di nome Giuseppe Asaro,
nato il 13 maggio 2006, chiamerà il cellulare di Sebastiano. Come nel caso di Sfameni, c'è un altro elemento in comune con la scomparsa di Denise Pipitone. In quella vicenda proprio un suo quasi omonimo, Giuseppe D'Asaro, ex marito di Giacomo Maggio, residente a Palermo nello stesso periodo in cui era nato il quindicenne, aveva confessato che Denise fosse morta, salvo poi ritrattare. La reazione di Sebastiano a questa telefonata non risposta fu davvero strana, considerando che lui nei giorni precedenti aveva ricevuto decine di telefonate da amici e giornalisti e addirittura anche da quello che lui definì essere un presunto maniaco, rivelatosi poi Claudio Sterpin, senza prendere alcun provvedimento. Stupisce quindi il fatto che Sebastiano, la mattina del 5 gennaio 2022, si recherà immediatamente dagli inquirenti a segnalare la ricezione di questa chiamata, che dà l'idea di essere un segnale che preannuncia il ritrovamento. Inoltre, non si comprende perché Ramona, moglie dell'amico Arturo, si sentirà in dovere di contattare quel numero, redarguendo Giuseppe con messaggi via chat che poi saranno cancellati, rendendo impossibile appurare ciò che realmente i due si siano scritti. Per finire, l'ultima coincidenza, proprio notata dal sottoscritto, ha dell'incredibile. Nel mese di maggio scopro che lo scooter, che la mattina del 14-12-2021 sembra girare ripetutamente intorno a Liliana, è stato immatricolato a Palermo. Anche se esso è attualmente di proprietà di un operatore dell'ex ospedale psichiatrico, ha avuto nel suo storico ben 4 proprietari. Inizialmente fu acquistato da una società di Palermo e successivamente venduto alla signora Alfonsa Giannotta, che non solo è una donna palermitana residente a Trieste, ma addirittura risulta risiedere al civico 36 di via Casimiro Donadoni, ovvero nella stessa via e nello stesso civico nel quale Sebastiano ha il suo laboratorio, in cui arrota i suoi coltelli e nel quale doveva recarsi proprio la mattina della scomparsa della moglie. Il ritrovamento e gli errori del medico legale. Il pomeriggio del 5 gennaio, forse a causa di una segnalazione anonima, le forze dell'ordine spostano le loro ricerche all'interno dell'ospedale psichiatrico San Giovanni, dove poco prima del tramonto sarà ritrovato, nei pressi di via Edoardo Weiss, tra i rovi, un corpo rannicchiato, con le gambe piegate di 90 gavi in posizione fetale e con le mani incrociate, come in un estremo, disperato tentativo di proteggersi dal freddo. Questo si trovava avvolto all'interno di 2 sacchi neri, uno infilato dalla parte superiore del corpo ma con le estremità arrotolate, cosa poco compatibile con un innesto autonomo, l'altro infilato dal basso. Sul capo di questa persona, che sarà poi identificata come Liliana Resinovic, vi erano 2 buste di nylon strette al collo con un cordino lasso, ovvero privo di qualsiasi funzione. A questo punto sarà subito chiamato il medico legale di turno, che però risulterà irreperibile, mentre il medico designato per la sostituzione, essendo troppo distante dal luogo dei fatti, rinuncerà all'incarico. Sarà così che sarà designato ad agire il dottor Fulvio Costantinides. E sarà in questa fase che una lunga serie di errori rischierà di compromettere in maniera definitiva la possibilità di trovare una spiegazione ai fatti. Contrariamente alla regola che vuole un'assoluta tutela di una eventuale scena del crimine, nella dogmatica e a prioristica convinzione che si tratti di un suicidio, il corpo verrà spostato di alcuni metri. Per quanto sorprendente, il personale medico legale pare abbia ricevuto, non si sa da chi, l'informazione che Liliana fosse scomparsa con indosso un orologio rosa e al fine di verificarne la presenza la spostano e inoltre le girano il capo per verificare la presenza di un ciuffo di capelli colorati che storicamente la caratterizzava. Questo movimento di torsione alla testa avrà l'effetto di compromettere la rigidità cadaverica. In questa fase non fu presa nemmeno la temperatura cadaverica, elemento determinante per la datazione della morte. Durante un video girato dagli stessi operatori intenti ad agire sul corpo ritrovato, si vedono addirittura operatori privi di guanti e cuffie. Un altro grave errore fu quello di tagliare il cordino di canapa per rimuovere i sacchi neri, compromettendo la possibilità di un'analisi approfondita e cancellando anche tracce genetiche. Tutto ciò portò alla contaminazione della scena del crimine e alla perdita definitiva di una serie di dettagli chiave, a cui si sommerà una TAC fatta solo 3 giorni dopo. 4.3 La prima autopsia e l'analisi dei reperti.
Dalla prima autopsia, che sarà depositata nell'ottobre del 2022, emergerà uno scompenso cardiaco acuto, una morte asfittica, una sorta di soffocamento da spazio confinato, senza importanti tracce di legature o emorragie presenti al collo. Verrà ipotizzato che il decesso sia risalente a circa 48-60 ore prima del ritrovamento del corpo. In questa fase risulterà l'assenza di lesioni traumatiche come possibili cause di morte. Mancherebbero anche lesioni da difesa e le vesti sarebbero integre e normalmente indossate. Da ciò chi indaga sarà portato a escludere l'azione di terzi, confermando come prima ipotesi quella del suicidio. L'esame tossicologico darà esito negativo, anche se nel sangue saranno riscontrate tracce dell'assunzione di aspirina, tachipirina, vitamina B, 8-idrossichinolina, mesalazzina e serotonina nella cistifellea e nelle urine. Al momento del ritrovamento, a pochi metri dal corpo, vi era un guanto nero. Liliana indossava un orologio rosa fermo alle 9:17 m e aveva con sé una borsa a tracolla marca Biagiotti, al cui interno vi era una bottiglia di plastica scaduta contenente acqua per 1/3 della sua capacità, un mazzo con 3 chiavi unite con un cordino, una mascherina, un paio di occhiali da sole, un pacco di fazzoletti già aperti. Da notare che sotto la suola di una scarpa vi erano i residui di una foglia, un pezzo di legno, un sassolino, mentre sotto la suola della scarpa sinistra vi erano tracce di un semino e un sassolino. Nessuno di questi reperti era però riconducibile univocamente alla zona del ritrovamento. Da notare che il piede sinistro appariva fortemente raggrinzito, come se fosse stato per un lungo periodo a contatto con un liquido. All'interno dei sacchi neri vi erano inoltre residui di bacche, delle formiche morte e qualche foglia. Io non potrò far altro che ridire per l'ennesima volta quello che ho già dichiarato un poco dappertutto in questi 3 anni maledetti, e per cui non potrò far altro che ribadire quello che ho già detto, perché non c'è altro da dire, è tutto là. Insomma, la nostra storia è precedente e anche purtroppo adesso si è messo il successivo, purtroppo. Da come mi diceva lei, come ho ripetuto più volte, l'amore era scomparso da anni e lei ci stava dentro perché lo ha detto più volte, cioè era l'unico marito che aveva avuto nella vita, in parole povere, no? Anche se relativamente tardi, indifferente come, e per lei il matrimonio era una cosa come le nostre nonne consideravano in qualche maniera sacra. Infatti ha ripetuto più di una volta quando si parlava di venire lei a sistemarsi in casa mia, ma io non posso lasciare in braghe di tela Sebastiano. E questo dimostra una volta di più l'animo di Liliana, che avrebbe potuto fregarsene altamente e venire finalmente via da una vita che non era più sua da anni. Io dirò di più, l'ho già detto e lo ribadisco. Non è escluso che Sebastiano avesse attaccato i loro 2 iPhone, cosa che ho sentito si può fare. C'è un'applicazione che lega i 2 telefoni, per cui lui sentiva tutto quello che noi ci dicevamo per telefono. Motivo per cui io sono convintissimo che di noi lui sapeva tutto. Spero per lui che non sia lui l'artefice, ma lui è senz'altro uno dei registi principali di tutto quello che è successo. Io l'ho già detto e lo ripeto senza problemi né remore, questo è un fattaccio premeditato, è stato preparato prima, doveva succedere quel giorno perché era l'ultimo che Lilli probabilmente passava in pace in casa sua. Non è escluso che abbiano litigato tutta la notte, la mattina prima di venire via, la sera precedente, i giorni precedenti. Ci sono testimonianze che hanno litigato, ma forte, 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 il 25 ottobre, testimonianza di quella albergatrice che ha detto che era inascoltabile quello che si scambiavano in urla in camera. Lei ha voluto chiudersi in ultimo piano con la sua famiglia e estraniarsi del tutto da quello che loro si dicevano e facevano, per dire. E io le credo fino all'ultima sillaba, perché uno non può inventarsi cose di questo tipo di sana pianta. È evidentissimo che era successo, secondo me. Parlando di cose provate, anche questo è difficile da provare, quando e dove Lilli è stata uccisa, ma soprattutto è da provare se Lilli, come viene detto,
è rimasta per 22 giorni ferma qui, noi ci siamo a 1 metro, È chiaro che oggi questo luogo è stato attraversato da 10.000 persone o più, per dire. Allora era completamente selvaggio, infatti hanno aperto un varco per portarla fuori da qua, un poco più comodamente, a 10 metri da dove ci troviamo noi. I vigili del fuoco hanno azzerato completamente un cespuglione, anche di quelle more selvatiche piene di spine, per fare un tragitto di non più di una dozzina di metri alla rete che è stata tagliata quel giorno per portarla fuori da là. Diventa quasi impossibile, bisogna provare tutto, è stato detto ed è giusto così. Però io vorrei vedere un film, qualcuno che ci fa vedere come una persona sola ammazza qua di fronte, stiamo anche qua dove siamo noi, se l'ha portata qua. Ma non credo che Liliana sia venuta qua dentro perché è chiamata dal marito. Dini, ci troviamo in quel bosco. Qui era tutta una sterpaglia allora. Oggi ci sono dei sentieri che sembrano asfaltati, ma allora era tutta una sterpaglia, si camminava pungendosi continuamente. Non solo, l'ho già detto più volte, il pezzo di strada, cioè il sentiero che va da qua all'asfalto, saranno non più di 50-60 metri e zeppo di buche pericolosissime, buche che sono probabilmente radici di alberi vecchi ormai putrefatti, ma pericolosissime, sono al lato del sentiero. Io stesso ci sono caduto almeno un paio di volte, si rischia caviglia e malleolo, anche se sono profonde solo 20 centimetri, ma è come cadere giù da un marciapiedi alto, uno si piega il malleolo o la caviglia al 99% dei casi. Ecco, per cui qua da solo nessuno può aver portato Lili da solo. Non solo, anche se Lili è una persona minuta, 40 kg o 50 quelli che sono, ma con soli 20 kg di peso in spalla, una persona venendo a piedi a fare questo peso di sentiero si imbuca, ripeto, una decina di volte. È impensabile, cioè è chiaro che tutto deve essere provato. Bene, la procura che si faccia un film con attori e vedere come è possibile questo. Bisogna anche mettere un corpo di una persona qui, siamo a 2 metri da dove lei è stata rinvenuta, ecco, adesso non c'è più ombra di un animale selvaggio. Allora, qua sotto quella scarpata, c'erano famiglie di cinghiali, l'avrebbero annusata entro un paio di giorni e in pochi giorni veniva letteralmente distrutta. Liliana ti aveva promesso che avrebbe parlato con Sebastiano della sua nuova storia con te. Me lo diceva da qualche tempo, diciamo una settimana o 10 giorni, e potrebbe averglielo detto alcuni giorni prima, qualche giorno prima sicuramente. Non è escluso, ma lei non me lo ha detto, che siano entrati in alterco anche proprio in seguito al suo, intanto dirgli qualcosa, se non completamente tutto. Ma io ripeto, sono convintissimo e la scienza dovrebbe tentare di intercettare quelle, è un gioco di parole, intercettazioni, perché non è escluso che lui sapesse di noi da mesi prima. Non è escluso. Non lo conosco più di tanto, non l'ho visto di persona forse un paio di volte, ultimamente mai. L'ho visto per televisione e basta. E se lui è sereno, beato lui. Appunto, di fronte a tanta roba, essere tranquillo, sereno, io per conto mio non lo sono per niente. Ma non sereno, perché come si può trovare la serenità in un fatto del genere? Io sono 3 anni e mezzo che non sono sereno. Mi sono mangiato decine di notti insonni, ma decine. Potrei fare la lista per dire. E lui dorme sereno, beato lui, appunto gli ho detto. Beato lui, appunto. I fatti nascondono qualcosa, perché non era da lei, ecco perché io aspettavo quantomeno una telefonata. Anche se gli sono stati sequestrati, non dimenticati, i suoi telefoni in casa, se lei poteva, fermava un passante qualunque e gli chiedeva il permesso di fare una telefonata perché sapeva delle mie condizioni interiori
di come mi sarei trovato dopo un'ora o 2 o 3 di sua assenza senza un chip, un segnale qualunque, un segnale di presenza in vita intendevo anche. Cioè lei non era da lei a sentarsi, ma mi ha telefonato una decina di volte solo per dirmi arriverò 10 minuti dopo perché mi è appena scappata la 10 da sotto il naso. Io ero convinto che sia successo qualcosa, è chiaro, solo non potevo immaginare cosa indifferente. Lei avrebbe potuto essere stata segregata, rapita, scappata lei, aveva detto che io male che vada mi rifugio presso un amico o una cugina, ne aveva un paio o 3, cioè se voleva scappare da casa, si intende, aveva 1000 modi di farlo e luoghi dove andare, però non senza avvertirmi. Ma lei ostentava sicurezza negli ultimi giorni, ha detto stai tranquillo, io troverò modo di dirlo a Sebastiano, punto. Io ero relativamente tranquillo, ma non quando sono passati mezz'ora, un'ora, 2 ore, 3 ore senza un cenno. Io ero in allarme rosso, le è capitato qualcosa di grave, ero convinto che non poteva farlo perché anche senza telefoni avrebbe chiesto a un passante X, se era libera di farlo, il prestito di 1 minuto di telefono per tranquillizzarmi. Lei sapeva come io ero, come morale, o lo immaginava o lo avrebbe immaginato se era viva. Purtroppo non era più viva. Non ricordo quando, se io mi sono contraddetto. No. Io ho sempre detto che fra di loro i rapporti erano rotti da tanti anni. Quale contraddizione? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.